Buongiorno a tutti, che cos'è questo? Beh, ve lo faccio vedere. Allora, questo è un System One della Roland. Ho avuto la fortuna un anno e mezzo fa di acquistarlo, nuovissimo, nonostante sia andato fuori produzione nel 2014. Ho trovato un negozio di Roma che ce l'aveva come in magazzino, se l'era dimenticato. E io l'ho cercato per fortuna e l'ho comprato subito perché questo pezzo qua a casa mia doveva esserci. È un synth con il quale ho già fatto in realtà un disco che si chiama Moon. Andate a vedere Moon, Thomas De Gobbi, e vi ascoltate quello che ho registrato anche con questo strumento qui. Perché di solito i primi due tasti e gli ultimi due o tre, per questioni che si usano poco, non suonano più, sotto il contatto non funziona. Di conseguenza adesso vado piano piano a svitare tutte queste viti, ad aprirlo e a capire appunto, niente, ad andare a pulire i contatti che ci sono sotto. Allora, in realtà basta togliere queste del bordo e queste di qua. Ok, una volta aperto, attenzione perché come vedete ci sono queste piastre che non bisogna danneggiare. E recuperiamo qualche centimetro e poi le appoggio qui sperando di non far danni. Poi vado a svitare tutte queste viti che sono qui. Ok, vedete? Questi sono i nostri criminali. Praticamente bisogna andare a pulire questi contatti qui sotto. Infatti possono essere sporchi. Utilizzate acetone, ok? Perché l'acetone sgrassa di più. Eccoci qua, allora l'abbiamo rimontata. Prova del 9. C'erano questi tasti qua che non andavano e questo. Fantastico. Perfetto, bellissimo. Allora, perché non l'ho mandato all'assistenza? Che in realtà è in garanzia ancora questo? Perché non volevo rompere le palle al negozio, spedire il pacco, eccetera, che era una cosa che potevo fare da solo con un po' di attenzione. Se non siete capaci, ovviamente avete la garanzia, perché se fate danni la garanzia poi la perdete. Siccome la garanzia di questo scade fra un mese, poco cambiava. E a me piace rischiare, dai, faccio e sbaglio. TR8S, batteria. Ok. Con questo è il loop recorder qua della Boss, il 505 MK2. Ho registrato un album e adesso vi metto la copertina così se avete piacere di andarvi a ascoltare su Spotify, YouTube, Amazon Music, eccetera, lo trovate. Spero vi piaccia. Moon, il viaggio virtuale sulla Luna.